L'amministrazione comunale di Venezia è ovviamente molto lieta, soddisfatta di questi impegni che la nuova Alitalia assume e soprattutto il suo riconoscimento sul valore strategico dell'aeroporto Marco Polo. L'abbiamo sempre sostenuto, affermato. Su questo c'è stata sempre una totale omogeneità di vedute anche con la società Save. Non c'è alcun dubbio che le possibilità sono enormi per le ragioni che sono state dette e che ci siamo collocati bene in questo periodo, grazie inizialmente a un importante intervento pubblico, poi a una gestione certamente positiva ed efficiente dell'aeroporto, nuovi investimenti. Oggi il nostro aeroporto è sicuramente un aeroporto di eccellenza. Se l'Alitalia rafforzerà la sua presenza sarà ovviamente nel nostro scalo, sarà ovviamente più facile anche per la Save operare questi investimenti. Io mi auguro che presto questo disegno generale dell'Alitalia si realizzi, si concretizzi molto operativamente, insomma, no? E cioè si ritorni al più presto possibile al numero dei voli che vi erano prima della crisi. Ci sono delle carenze evidenti di servizio da questo punto di vista, soprattutto nelle rotte per il sud, che l'Alitalia dovrà certamente coprire, e credo che rapidamente occorra passare proprio ad una fase molto operativa. Le intenzioni sono ottime, il programma, ripeto, trova una piena soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale, però è necessario passare il più presto possibile ad una fase più operativa in accordo con la Save.